Ok, facciamoci prima un sorso. Cheers. Di questo Osi. Pizza? Buono, buono, buono. Ah, ma paghi tu? No. Perfetto, possiamo cominciare questo aperitivo con Gianni Acampora H GA7. Ragazzi, questo è l'Osi Sprint. L'abbiamo chiamato così. Nasce al Grand Hotel La Minta di Sorrento, GA7 ha avuto questa idea. Stiamo provando per la prima volta, molto buono. Domanda così, a bruciapelo, come stai in questo periodo? Non c'è male, non c'è male. È stato un bel periodo ultimamente, dico la verità. Anche a livello lavorativo? A livello lavorativo le cose vanno bene, a livello personale le cose vanno bene. Poi è sempre un work in progress, no? Esatto. Quindi si lavora sempre. Ricordiamo influencer, youtuber, ma più nello specifico io oserei dire tiktoker. Sì, nasco tra virgolette come youtuber, però diciamo mi sono evoluto come tiktoker. Ok, forse uno dei trend più virali che hai fatto su quella piattaforma è quello che ti ha visto con la tua famiglia, in particolar modo con tua mamma. Sì. Ecco, che ruolo ha nella tua vita, che rapporto avete fondamentalmente? Abbiamo un bel rapporto con mia mamma e in realtà il fatto di fare video insieme ci ha avvicinato tantissimo. E adesso, oltre a passare quel tempo insieme che già passavamo insieme, adesso passiamo altro tempo che è anche produttivo e ci porta anche a parlare di più tra di noi, quindi bel rapporto con mia mamma. Ok, quanto è importante poter avere un genitore a livello lavorativo? Penso che sia tanto positiva come cosa, anche in un lavoro che comunque non esisteva magari ai tempi loro. Assolutamente sì. No, mia mamma è molto moderna, le capisce molto velocemente certe dinamiche. Ogni giorno che passa è sempre più, tra virgolette, amica della telecamera, quindi è alto livello. Infatti me ne sono accorto, tanta roba, tanta roba. Io nel frattempo proporrei altro brindisino prima di passare appunto ad un primo giochino, così lo chiamiamo, dai, di questa nostra chiacchierata. Giochino un po' particolare perché ti mostrerò 3 nomi di 3 personaggi diversi. Dovrai dirmi cosa ne pensi di questi 3 personaggi senza però dirci di chi stai parlando. Quindi il gioco consiste che nei commenti dovrete essere bravi voi a capire di chi sta parlando. Solo un personaggio potrai spoilerarlo, quindi solo in un caso, e lo decidi tu, potrai dirci di chi stai parlando. Ok. Ti mostro i nomi. Allora, primo, Lo sapevo, ok. il secondo Ok. e il terzo. Perfetto. Allora, tu di questi 3 nomi dimmi chi vuoi che si sappia di chi stai parlando. Facciamo questa. Ok, dillo tu. Stefano Inter. Perfetto. Cosa ne pensi? Allora, ti dico la verità, non lo seguo particolarmente. C'è stata quella diatriba nel periodo in cui ci sfottevamo a vicenda per Insigne. Lui ha cavalcato l'onda, io ho cavalcato l'onda. L'ho conosciuto alla YouTuber Summer Cup, se non erro, molto simpatico. Niente da dire in particolare su Stefano Inter. Però non capisci un cazzo su Insigne, bro. Ok, ok. Passiamo a questo nome qui, quindi il primo. Ok. Senza spoilerare se è un maschio o una femmina, quindi non dirci il sesso, dici soltanto di questa persona cosa ne pensi. Non c'è tanto da dire neanche su questa persona qua perché i suoi contenuti sono pochi e basati su altre persone. Fine. Secondo nome. Abbiamo avuto un battibecco che in realtà ha avuto con se stesso o se stessa. Per il resto, che devo dire? Non lo so perché non è un personaggio che io seguo particolarmente. Dei suoi contenuti cosa ne pensi? Ti piacciono, non ti piacciono? Quando ero più piccolo seguivo più assiduamente, adesso poco o nulla. Ok, vai, concludiamo con l'ennesimo brindisi e passiamo ad un'altra serie di domande che ti volevo fare, pure per mia curiosità. Qual è la collaborazione più bella a livello social, chiaramente, che hai fatto? Secondo me quella con Marco Giordano. Quella Ok. con Marco Giordano secondo me è quella che è rimasta nella storia e purtroppo non ho più il mio canale e quindi i video con lui non ci sono più e questa cosa mi fa accusare tantissimo. Ti rimane solo dentro il ricordo di aver fatto qualcosa del genere? Poi abbiamo coltivato veramente una bellissima amicizia con lui, quindi ci sentiamo veramente ogni giorno, quindi sono super contento di questa cosa. Poi se proprio vogliamo parlare del complesso più totale, forse la prima YouTuber Summer Cup è stata, non è una collaborazione, però è stato il momento forse più bello dal punto di vista sia di amicizia che lavorativo in questo ambito. Gasante. Gasante anche, certo. Ok, e il video più bello che hai fatto sui social? Quello al quale ti senti più legato, più affezionato? Con Marco Giordano, quello con Marco Giordano, ricuciniamo i sapori della sua terra. Che poi è andato viralissimo. Sì, anche perché io quando feci quel video con una cosa come penso 1000 iscritti, quel video ha fatto tipo 700.000 visualizzazioni e io non ero per niente abituato a questo tipo di video. Come ti sentisti? Spaesato? Era assurdo. Io ho un mio amico che abita a Trieste che mi contattò. Comunque qua parlano di te, dicono da noi. Cazzo dice? Invece era fighissimo, era veramente fighissimo. Questa è una domanda abbastanza semplice. Invece il video che non rifaresti mai più? Ne sono parecchi. Io faccio un sacco di video di calciomercato. Ok, vabbè. E quindi quando fai tanti video di calciomercato, la cantonata la prendi, no? Io tipo, e ancora oggi, è una grande delusione. Il video su Verdi, il video su Simone Verdi, no? Questo tipo qua. Io quando venne Simone Verdi ero gasatissimo destro, sinistro, punizioni. Wow, abbiamo mai avuto uno così. Iniziò pure bene e poi vabbè si è rivelato per quello che è, ovvero un po' un pesce frio. Fortunatamente il video di Simone Verdi se n'è andato insieme a quello di Marco Giordano col canale vecchio. Almeno una nota positiva
positiva in quel canale che non c'è più, c'è Non ci stato. sono più le tracce delle figure di merda. Il tuo creator preferito di qualsiasi ambito, non per forza calcistico. KSI e i Sidemen sono oltre che fonte di ispirazione, perché lui veramente qualsiasi campo, qualsiasi cosa abbia fatto ha sempre avuto successo, e quindi per me è veramente un'ispirazione. Poi i Sidemen mi hanno accompagnato per tutta la mia vita, guardo ancora oggi i loro video in continuazione. Invece il tuo creator non preferito, cioè quello che appena vedi me lo aspettavo. Quello che appena vedi video skippi, oppure che non ti... Superalla. Magari volendoci mettere un po' più di pepe, antipatico. Ok, antipatico è più facile secondo me rispetto a creator, perché è difficile. Però uno che mi sta antipatico faccio fatica. Cioè tipo la cosa sensata sarebbe dire Enerix, no? Però io Enerix lo amo. Ok. Enerix io lo amo. Perché nella sua follia comunque è intelligente. È mio figlio. Sì. Enerix è mio figlio. Non lo so, mi mette in difficoltà perché non ce n'è uno particolarmente che mi sta particolarmente antipatico. E invece che per contenuti non ti piace, che magari su diversi I contenuti che non mi piacciono non li guardo, quindi non lo so. Ci sta. Comunque ci sta, è una domanda difficile. Non lo so. Vabbè, se magari ti viene in mente dopo qualche nome, me lo dirai. Dopo sì, se Ok. mi viene in mente sì. Infatti passiamo ad un altro giochino. Mi è simpatico o non mi è simpatico? Ok. Io ti farò 10 nomi di 10 creator differenti. Vai. Mi dovrai soltanto dire se ti è simpatico o non ti è simpatico, Mi senza piace. argomentare. Vai. Allora, Sequolf, Simpatico. Marco Giordano, Simpaticissimo. Toselli, Simpatico. Blur, Indifferente. Franchino er criminale. Non sono. Allora dico simpatico per il solo e semplice fatto che ho visto un video di, non so, una pagina di meme in cui ci sta lui, mi fa pisciare sotto, che è lui che tipo fa il rating di tutta la squadra, e quindi ti dico simpatico A livello di meme. a livello di meme. Federico Marconi, Simpatico, però Kiz e Di Mauro, bro, veramente male. i fratelli ingiustamente carcerati. Gnabri, Simpatico, anche se non ho avuto mai a che fare particolarmente con lui. Yolanda De Rienzo, Simpatico. Enerix, e già l'hai detto. Il mio figlio. Chiariello, Il direttore, allora ci siamo pizzicati varie volte su Meret. lo so. Però devo dire, sta avendo ragione lui, quindi simpatico. Ok. Allora, ci abbiamo verso la fine. Prima hai nominato un periodo della tua carriera social che secondo me è poco bello, cioè quando non hai avuto più il canale YouTube. Ecco, a questo ti voglio collegare una domanda fondamentalmente. Ti è mai passato per la testa di staccare? No, mai. Mai. No, su questo mai. Una cosa che io ho sempre voluto fare, che ci tengo veramente tanto, cioè ci butto l'anima dentro, quindi non ci sarei mai riuscito a staccare. Poi è proprio uno dei motivi per cui mi sveglio la mattina, no? Quindi no. Ad oggi ti senti soddisfatto di quello che stai facendo? Vorresti fare ancora di più? Ti senti arrivato? Realizzato? Arrivato mai, realizzato mai. Siamo solo all'inizio, è quello che dico sempre. Se tu vuoi vincere nella vita non puoi mai sentirti realizzato, non puoi mai sentirti arrivato. Deve esserci sempre un obiettivo più alto, un obiettivo maggiore. Ci sta, bel messaggio tra l'altro. Allora, voglio passare all'ultimo giochino. L'ho chiamato il gioco del 3, perché in pratica ti darò 3 nomi di 3 personaggi diversi e tu me li dovrai descrivere ognuno con 3 aggettivi diversi. Ok. Il primo, Zuliani. Incompetente, permaloso ed invidioso. Fuse Gamer. Stronzo. Allora, non assolutamente, perché è qui. Pezzo di merda, non è aggettivo. Tutto aggettivi non dati di fatto. Cazzo, mi mettono in difficoltà, non lo so. E quindi sei bravo. E quindi sei molto bravo. Che non puoi dire cose scontate. Lo so. Ehi, mio fratello. Dal nulla. Oh Marco, 3 aggettivi per Fuse Gamer. Napoli. Non è un aggettivo, bro. Occhiali. Allora, 3 aggettivi. Come creator o come persona? Come persona, secondo me. Ok, allora ti direi leale, divertente nel senso con cui uscire, componente. Ok. È la parola giusta, componente. Ok, allora passiamo alla terza persona. Terza e ultima. Christian il Penguin. Secondo me, bravo in quel che fa. Nel senso, a livello proprio di creator, infallibile. E che t'avevo detto? Che t'avevo detto? È fortissimo a calcio. Allora, prima di concludere questa bella chiacchierata, questo bel aperitivo, io non conosco GA7 e quindi perché ti dovrei seguire da oggi in poi? Mi piace pensare che dal punto di vista del calcio e del Napoli sono uno che studia tanto, e che quindi se vuoi un'analisi approfondita sulle partite, magari sul calciomercato, posso essere un'ottima scelta. E poi io esce cose italo-americane, no? Senza mia mamma, che un sacco, io sono il figlio della mamma americana e non sono GA7, cioè. Ragazzi, fidatevi, seguitelo che è molto bravo. Comunque, grazie per questo aperitivo, mi sono divertito, abbiamo scoperto cose nuove. Ragazzi, seguite Gianni, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. E fatemi sapere qui sotto chi volete come prossimo ospite dell'aperitivo. Qua sotto. Cin. Ciao ragazzi.